La Regione Sicilia non riaprirà le frontiere prima dell'8 giugno, anche se la data prevista dal Governo nazionale è il 3. Infrastrutture, nuovi cantieri dopo il fermo Covid. A settembre si ritornerà tra i banchi di scuola, al via la stagione balneare. Tentato omicidio a Licata per liti di condominio, protagoniste 2 donne, 19enne di Palma, da calci e pugni e morsi ai poliziotti per non farsi identificare e controllare. Nuovo guasto all'acquedotto, diversi comuni dell'Agrigentino a secco. L'associazione Acquarinto organizza la giornata del rifugiato, collegamenti dalle sedi di tutta Italia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Sicilia riaprirà le proprie frontiere forse l'8 giugno, non prima. Nel resto d'Italia la data prevista è invece il 3, il servizio di apertura di Lello Casesa. E ai suoi più stretti collaboratori. Ed infatti se il 3 giugno è la data di apertura decisa dal governo Conte per le regioni italiane, la Sicilia partirà qualche settimana dopo. Indispensabili saranno i dati del contagio nel paese per far comprendere se ci saranno le condizioni favorevoli. L'ordinanza del Presidente scade il 7 giugno e questo ci consente di avere 5 giorni in più per valutare la situazione epidemiologica. I bollettini degli ultimi giorni, con i numeri notevolmente contenuti, sono stati accolti con ottimismo dallo staff di comando e alla Presidenza e all'assessorato alla salute si pensa ormai alla fase 3. Saranno i dati più a ridosso del 2 giugno a determinare il tutto e soprattutto a tranquillizzare il governatore. Si ipotizza il prolungamento della quarantena ancora in considerazione che il secondo esodo è partito il 18 maggio e dura almeno 14 giorni oltre la data del 3 giugno. Si lavora infatti a predisporre un obbligo di ingresso registrandosi sul sito www.siciliacoronavirus.it, tenendo sotto controllo gli eventuali sintomi senza l'applicazione di effettuare test sierologici o tamponi. Accantonata in questa prima fase la cosiddetta patente sanitaria che alcune regioni tipo la Sardegna hanno deciso di adottare per monitorare la popolazione. Ultimi colpi di coda del coronavirus in Sicilia, sono 3 i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore a fronte di 2.421 tamponi analizzati dai laboratori regionali, lo 0,1%, pochi invece guariti, appena 5, che fanno dunque rimanere quasi costante il numero degli attuali malati, 1.430, da registrare invece un nuovo decesso e una paziente in più in terapia intensiva. Si tratta della donna di 34 anni incinta, nessun nuovo caso di coronavirus nell'Agrigentino. Infrastrutture ad Agrigento, la ripartenza per il genio civile dei cantieri dopo il fermo Covid. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al capo del genio civile Rino Lamendola. Dopo il fermo del Covid-19 riprendono i lavori programmati dal genio civile di Agrigento, diretta dal capo architetto Rino Lamendola. Con la sottoscrizione dei primi 6 contratti sarà avviata una campagna finalizzata alla verifica dello stato di conservazione e di efficienza strutturale di ben 156 ponti ricadenti sulle strade provinciali. Altri lavori in materia di infrastrutture, per i quali il genio civile ha già avviato le procedure per un importo complessivo di 1.200.000 euro, riguardano la segnaletica stradale in diversi tratti della rete stradale provinciale per circa 100 km. Infine il genio civile ha anche approvato il progetto strutturale esecutivo e lavori di consolidamento dei piloni del secondo tratto del Ponte Morandi di Agrigento che la collega con Porto Empedocle, quindi le emergenze idrogeologiche, con ben 13 interventi pronti a partire entro il mese di giugno per mitigare il rischio di esondazione dei corsi d'acqua attraversano il territorio provinciale. Diciamo che abbiamo capitalizzato nel migliore dei modi il fermo determinato dalla crisi da Covid per porre in essere una serie di attività propedeutiche alla riapertura di tanti cantieri. Già venerdì prossimo avviamo le attività di monitoraggio sulle condizioni di efficienza strutturale dei primi 52 ponti che ricadono sul tracciato stradale delle nostre provinciali. Ne ispezioneremo in totale 156. Contestualmente siamo pronti a partire anche ad aprire altri 13 cantieri che riguardano 13 interventi sui corsi fluviali che attraversano il territorio,
anche qui con l'obiettivo di scongiurare il rischio, quantomeno ridurre il rischio di esondazione, un rischio che affligge il nostro territorio in maniera atavica. Poi siamo pronti anche a partire, abbiamo capitalizzato molto questa fase, siamo riusciti veramente a portare avanti una serie di cose contestualmente. Siamo pronti per partire unitamente in collaborazione con il Libero Consorzio per il rifacimento della segnaletica statale verticale e orizzontale per ben 100 km della rete statale provinciale. Poi nel frattempo siamo riusciti anche a dare un'ulteriore spinta al processo di semplificazione in edilizia, grazie al quale oggi i cittadini, le imprese possono presentare i loro progetti online utilizzando la piattaforma informatica sismica e ricevendo in tempo reale l'attestato di deposito, quindi una velocizzazione importante per far dare una mano alla riapertura dei cantieri. Durante questo periodo abbiamo approvato anche una serie di progetti importanti per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio, uno fra tutti il progetto di consolidamento del secondo tratto del Ponte Morandi, per intenderci quello che collega la città di Agrigento con la città di Porto Empedocle e quindi con la parte occidentale della provincia, e con l'auspicio che alla velocità di questo ufficio faccia eco analoga velocità da parte di ANAS nella realizzazione dei lavori. Quindi abbiamo portato avanti una serie di attività grazie alla buona volontà, allo spirito di servizio e all'efficienza dei dipendenti che hanno sperimentato con successo questo nuovo modo di lavorare, lo smart working, dando una mano concreta alla ripartenza dell'economia del comparto edilizio in provincia di Agrigento. Dietro fronte del Comitato Tecnico Scientifico, gli esperti del governo sulla scuola si sono pronunciati. A settembre torneranno tutti in classe, non solo fino alle scuole medie. Scongiurata per il momento l'inaugurazione del nuovo anno scolastico con lezioni online per gli studenti delle superiori. Carmelo Lentini. I genitori si interrogano: ci sarà il ritorno a scuola? Come dovranno comportarsi gli alunni? Il Covid-19 è sempre dietro l'angolo e non bisogna abbassare la guardia. Se ne sta parlando da alcuni giorni e che vede coinvolto il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, il quale sta mettendo a punto il testo definitivo del protocollo che parla della riapertura delle scuole a settembre. Trapelano alcune indiscrezioni e già si parla di accordi preliminari in fase di studio. Non tramonta l'ipotesi di poter utilizzare locali esterni come ad esempio palestre, ma vediamo quali potrebbero essere i protocolli da seguire. Con la riapertura delle scuole a settembre una cosa è certa: l'uso della mascherina sarà obbligatorio per i bambini dai 6 anni in su. L'obbligo sarà valido per tutti, alunni, docenti e personale ATA. Dalla primaria alla secondaria lo studente potrà abbassare la mascherina solamente quando il professore interrogerà, con la cattedra che dovrà essere posta ad almeno 2 metri di distanza dallo studente. I banchi dovranno trovarsi a 1 metro di distanza l'uno dall'altro. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la mascherina è facoltativa per i bambini dai 3 ai 5 anni e non è obbligatoria. Gli ingressi saranno scaglionati per evitare gli assembramenti. Questo dipenderà dal numero degli alunni iscritti in ciascun istituto, in modo da poter monitorare nel migliore dei modi ingresso e uscita di ragazzi e bambini. Non è previsto l'uso dei guanti, ma il gel igienizzante per le mani sarà un elemento fondamentale. Per quanto riguarda le mense, le regole da osservare saranno quelle predisposte già per i ristoranti. Diversa la situazione alle superiori. Qui i ragazzi sono più grandi e quindi la possibilità di intervallare un tempo in presenza e un tempo di didattica a distanza è possibile. Quindi per loro la didattica a distanza ci sarà ancora, quantomeno nella prima parte dell'anno.
nella quale le misure di distanziamento in ambienti che si presentano insufficienti o poco ampi non si prestano a poter ospitare tutti gli studenti. Tra le linee fornite, la ridefinizione dell'unità oraria, che non deve essere necessariamente di 60 minuti, in modo tale da poter garantire il tempo a scuola a tutti, fare entrare i ragazzi in maniera scaglionata durante l'arco della giornata e non tutti alle 8. Ripartenza della stagione balneare in Sicilia. Vediamo come. Si aprirà ufficialmente il 6 giugno prossimo la stagione balneare in Sicilia. I lidi possono già essere aperti per le attività collaterali, come un aperitivo al tramonto davanti al mare, o per l'attività di ristorazione, naturalmente rispettando le normative anti-contagio. In spiaggia, durante la fase 2, bisognerà rispettare alcune regole, tra queste quella dei 10 metri quadrati per ogni ombrellone, e non potranno svolgersi gli sport di gruppo. Possono invece essere praticati gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia, esempio racchettoni, o in acqua nuoto, surf, windsurf, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori, nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Noi ci stiamo organizzando e sfruttando particolarmente a Messina le nuove tecnologie. Allora posso annunciare che vi sarà un portale, una piattaforma unica online che consentirà a tutti i messinesi di poter accedere e prenotare lo stabilimento balneare di preferenza attraverso in remoto, attraverso l'utilizzo di un apparecchio Android con un portale che garantirà costantemente tutte le informazioni del caso, sia dal punto di vista degli orari di apertura, dalla capienza disponibile struttura per struttura e anche dai servizi offerti in ciascuno stabilimento balneare. È una cosa molto importante perché il primo obiettivo che ci siamo dati noi come categoria dei balneari per quest'estate è quello di tentare di azzerare, se possibile, il flusso spontaneo, cioè quindi avere una gestione preordinata della spiaggia in modo tale da avere un controllo assoluto sulla capienza e sulla distribuzione anche dei fruitori all'interno della spiaggia, perché è molto importante, forse alcuni ancora non sanno che per esempio sotto una postazione d'ombra, quindi sotto lo stesso ombrellone, il distanziamento sociale si azzera se a prenotare sono componenti dello stesso nucleo familiare. Ovviamente se a casa non rispettano il distanziamento sociale non lo rispetteranno ovviamente neanche sotto l'ombrellone, ma anche fuori dall'ombrellone sono stati ridotti molto le distanze che nel documento INAIL erano state approvate, e quindi fuori dalla postazione d'ombra basterà distanziare il lettino di 1,5 metri, che è una distanza più che ragionevole, che ci consentirà certamente di lavorare. Normalmente si dice onori e oneri, noi fino ad ora abbiamo visto soltanto gli oneri, perché è evidente che queste misure di sicurezza si trasformeranno in costi aggiuntivi per le imprese balneari, ed è anche evidente che ad oggi la categoria dei balneari è stata completamente esclusa dagli aiuti di Stato per due semplici ragioni. La prima perché in questo momento il voucher vacanza non include gli stabilimenti balneari, cioè le famiglie non potranno spendere il bonus vacanza all'interno delle attività legate alla diretta fruizione del mare, ma soprattutto perché le imprese balneari sono tagliate fuori anche dagli aiuti a fondo perduto, in quanto per poter accedere a questi fondi occorre dimostrare di aver avuto un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto al 30 aprile dell'anno precedente, ma è evidente che tutte le attività stagionali, a cominciare da quelle balneari, fatturano da maggio a settembre, quindi sarà impossibile per un balneare dimostrare questo, e quindi siamo tagliati fuori anche da questo tipo di sostegno economico. Libreria contro pub, cultura contro movida. Il TAR dà ragione al noto locale del centro di Via Atenea che dopo la fine del lockdown si è attrezzato per riprendere le attività e gli concede di mantenere lo spazio all'esterno che il comune di Agrigento gli aveva assegnato. La vicenda scaturisce da un ricorso presentato dal proprietario di alcuni locali della Via Atenea ceduti in locazione al gestore di una nota libreria che, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, chiedeva l'annullamento di alcuni provvedimenti amministrativi emessi nei confronti di un imprenditore rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Fazio Gelata e Barbara Garascia, che da anni gestisce un pub punto di riferimento della movida da anni.
Una 43enne di Licata è finita all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata con una coltellata all'addome che ha determinato un grave trauma ad un rene. La presunta responsabile del tentato omicidio è stata arrestato e fino a tarda sera ieri era in commissariato. Le è stato contestato anche il porto ingiustificato di arma da punto da taglio. Tutto avrebbe avuto inizio da una lite per delle spese condominiali, non escluso che potrebbero anche esservi dei rancori personali. Dell'inchiesta su quanto accaduto si stanno occupando i poliziotti del commissariato di Licata con il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio e dell'aggiunto Salvatore Vella. I poliziotti, con a capo il neodirigente Sonia Zicari, sono riusciti a fare chiarezza sul violento episodio. Non è da escludersi che la donna ferita possa aver fatto il nome della persona che le ha sferrato la coltellata. I poliziotti hanno comunque ascoltato in commissariato molti condomini di quella palazzina. La presunta responsabile delle lesioni personali gravi alla 43enne è stata identificata e arrestata. Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo quello della serata di lunedì per i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. C'erano alcuni ragazzi nei pressi di un'abitazione e volevano semplicemente controllarli. Una 19enne di Palma è stata arrestata in flagranza di reato dagli agenti del commissariato. La donna si è scagliata contro i poliziotti con calci, pugni e morsi per non farsi identificare e controllare. 2 poliziotti che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici sono rimasti feriti e gli sono stati diagnosticati 7 giorni di prognosi ciascuno. La giovane, che ha nominato come suo legale di fiducia l'avvocato Floriana Elena Nucere, è stata posta in attesa dell'udienza di convalida agli arresti domiciliari. Le accuse che sono state formalizzate a suo carico sono resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minacce. Operazione fuga di gas, sequestrate dalla Guardia di Finanza di Gela 15.000 bombole a rischio esplosione, dentro meno gas del previsto. 2 indagati per frode, se immesse nel mercato avrebbero fruttato 600.000 euro. C'è il servizio. I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Gela, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il locale tribunale, all'esito di una indagine condotta per frode in commercio nella vendita di bombole GPL a Gela, hanno eseguito nei confronti di una importante società ennese che opera nel settore di imbottigliamento di gas liquidi il sequestro di oltre 15.000 bombole di GPL pericolose per il rischio incidenti ed esplosioni e risultate riempite con quantitativi di prodotto inferiore al dichiarato. Le indagini durante alcuni mesi ed eseguite anche mediante tradizionali tecniche investigative come pedinamenti e appostamenti hanno dato modo di ricostruire le condotte illecite realizzate dal rappresentante legale e da un socio dell'azienda, un uomo di 56 anni residente a Ragalbuto e un 65enne residente a Leonforte, entrambi originari di Catania. Le operazioni di polizia giudiziaria, avvenute con la collaborazione del personale dei Vigili del Fuoco, competenti in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini antincendio e di sicurezza nello stoccaggio di materiale esplodente, hanno permesso di sequestrare 15.895 bombole di varie capacità, da 25 a 7 kg, sia piene che vuote, contenenti GPL e aventi una capacità complessiva di accumulo di 222.170 kg. Il prodotto sequestrato, risultato essere circa 30.000 kg, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato ricavi con circa 600.000 euro di introiti. I 2 indagati sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Gela in concorso per i reati di frode nell'esercizio del commercio, divieto di fabbricazione, detenzione, trasporto e vendita di prodotti esplodenti, condotte integrate nella commercializzazione all'ingrosso in diverse province della Sicilia, tra queste Caltanissetta, Ragusa, Enna e Messina, e presso operatori della Calabria e del Lazio di bombole di gas GPL e altro gas esplodente regolari. In particolare le bombole erano custodite, secondo l'accusa, nei luoghi di lavoro senza rispettare gli obblighi di sicurezza, sprovviste in molti casi delle previste periodiche revisioni e con i sigilli di garanzia con le relative punzonature che riportano, oltre le caratteristiche di sicurezza, anche le date delle revisioni decennali previste, spezzate oppure asportate. In alcuni casi, in 40 anni, è risultata effettuata una sola revisione. Inoltre, le risultanze investigative hanno permesso di accertare delle significative difformità anche in merito al contenuto quantitativo del prodotto esplodente venduto con le bombole, condotta accertata anche all'atto del sequestro, in quanto a seguito di apposita pesatura dei contenitori si è rilevato che la tara e il peso netto non corrispondevano a quanto indicato dal fabbricante in sede di riempimento.
Operazione Cassandra, 8 arresti nel mandamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno. I dettagli nel servizio. Blitz antimafia dei carabinieri nelle province di Catania, Messina, Trapani e Rimini. Nel mirino sono finite 46 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso, lesioni aggravate dal metodo mafioso. Il provvedimento trae origine da una complessa indagine condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Giarre dal 2017 al 2018 mediante attività tecniche e dinamiche ulteriormente riscontrate da dichiarazioni di più collaboratori di giustizia che hanno permesso di individuare e colpire con provvedimento restrittivo della custodia cautelare in carcere la frangia locale del sodalizio mafioso Brunetto, articolazione della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano di Cosa Nostra Catanese. I carabinieri hanno così definito la struttura, le posizioni di vertice e i ruoli degli indagati in un'associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che conduceva una piazza di spaccio sita nel quartiere popolare Iungo di Giarre, da qui il nome in codice dell'operazione, attribuirne la gestione ad affiliati alla famiglia mafiosa Brunetto Santa Paola, ricostruire le modalità di turnazione tra i vari pusher, il loro compenso, il mantenimento alle loro famiglie qualora detenute, i canali di approvvigionamento di ingenti quantità delle varie sostanze e i relativi luoghi di occultamento. Nel corso delle indagini 18 persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di stupefacenti, altre 20 denunciate per reati connessi e segnalati 40 assuntori, sequestrati nel corso dell'attività di indagine complessivi 40 kg di marijuana, 2,5 kg di cocaina, 200 grammi di eroina, 25 grammi di hashish, somma contante per 3.850 euro. Un motociclo provento di furto, un fucile, 4 pistole, 218 munizioni utilizzate per il compimento dei reati. Inoltre, il gruppo criminale sottoponeva più esercenti ad estorsioni mediante intimidazioni mafiose, riscuoteva crediti legati agli stupefacenti mediante pestaggi e puniva coloro che si rifiutavano di spacciare o rapinare per conto del sodalizio criminoso. Nel corso delle indagini sono stati poi identificati altri indagati che si occupavano dell'approvvigionamento delle sostanze, di occultarle, confezionarle e rifornire regolarmente gli spacciatori al dettaglio. L'incasso giornaliero della piazza era quantificabile in diverse migliaia di euro al giorno. I quartieri popolari permettevano di usufruire di un collaudato sistema di vedette, numerose e varie vie di fuga, offriva un gran numero di nascondigli per le dosi e costituiva per i tossicodipendenti una sorta di punto stabile di approvvigionamento. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Nuovo guasto, i comuni restano a secco d'acqua. Eugenio Cairone. Acquedotto, guasto e comuni a secco. L'acquedotto è quello del Fanaco che continua a far registrare interruzioni della fornitura idrica in diversi comuni, tra cui Agrigento. Ormai possiamo dire siamo abituati a ricevere con frequenza sempre maggiore i comunicati della gestione commissariale di Girgenti Acque che annunciano le interruzioni a causa di guasti improvvisi nella condotta. L'ultimo avvenuto ieri pomeriggio con la sospensione della distribuzione idrica nei comuni di Ravanusa, Canicattì, Campobello di Licata e Casteltermini. L'ennesimo guasto che interessa il Fanaco causa la riduzione della fornitura nei comuni alimentati dal partitore di Aragona, con turni che saltano o che subiscono limitazioni. Anche ad Agrigento, nelle zone di San Michele, Fontanelle e Serbatoio Madonna delle Rocche, nei comuni di Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara e Utenze del Voltano. Sicilia Acque è al lavoro per ripristinare la fornitura, ma ci sono i tempi tecnici necessari. Non sappiamo se siano stati eseguiti accertamenti sui ripetuti casi di interruzione. Certo, le verifiche su quanto avviene con frequenza bisogna farle per risalire ai motivi reali dei guasti. A pretenderlo sono gli utenti costretti a subire i disagi. Un gesto di grande onestà, un gesto che diventa importante perché denota forte maturità, specie se a farlo sono dei ragazzini di appena 13 anni. In 3 per le strade di Licata, mentre scorazzavano in sella le loro bici, hanno trovato un portafogli con all'interno una banconota di 20 euro. Gli adolescenti non ci hanno pensato 2 volte, hanno consegnato il portafogli alla Polizia Municipale di Licata affinché siano i vigili urbani a restituirlo al legittimo proprietario. Questo gesto ha suscitato ammirazione nel comandante della Polizia Municipale Giovanna
Giovanna Incorvaia, che ha incontrato i 3 ragazzi per ringraziarli del senso civico dimostrato. Dopo 5 anni e 10 mesi Giuseppe Felice Peritore, promosso a dirigente superiore, lascia Agrigento, dove ha ricoperto l'incarico di vicario del questore. Al suo posto l'8 giugno si insedierà Egidio Giannantonio, attuale dirigente della Digos di Palermo. Fase 2, la città di Messina è più sporca di prima. Vediamo. Al termine del lockdown i messinesi hanno trovato una città più sporca di prima. Ad evidenziarlo la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Cristina Cannistrà, che ha chiesto la verifica del lavoro svolto dalla società di rifiuti nel corso della quarantena. La consigliera chiede di conoscere quali misure siano state disposte per ripristinare il decoro urbano in città. In questi giorni si sta procedendo con gli interventi di pulizia, ma secondo Cannistrà tali interventi sono stati tardivi. Noi quello che abbiamo riscontrato attraverso segnalazioni che provengono dai cittadini è che la città non solo è rimasta sporca, era già sporca da prima, anzi ai rifiuti precedenti si sono aggiunti mascherine e guanti. Noi riteniamo che la Messina Servizi poteva operare meglio. Le giustificazioni oggi portate in aula dal Presidente non ci hanno assolutamente soddisfatto, a parte che è arrivato abbastanza agitato. Ci ha accusato di aver puntato il dito. Noi esercitiamo la nostra funzione di organo di controllo e di collante tra i cittadini e l'amministrazione, quindi ritengo che quello che è successo oggi è abbastanza grave. Le segnalazioni sono infinite, che vanno da nord a sud ai villaggi, e quindi riteniamo che questo CDA debba essere revocato, e credo che come gruppo Movimento 5 Stelle prepareremo una nota proprio per questo motivo. Chiediamo anche un'interlocuzione con l'assessore, l'abbiamo chiesta in commissione, così come è stato chiesto quest'ordine del giorno proprio da noi, da me, il 12 maggio. Perché quello che ci si aspettava è di uscire in città e trovare una città più pulita. Invece abbiamo i tombini sempre intasati, i tombini dove fluisce l'acqua piovana, abbiamo immondizia, abbiamo l'abbandono dei rifiuti ingombranti, e le motivazioni che adduce, dando sempre responsabilità ad altri, il Presidente, compreso i lavoratori che hanno esercitato un loro diritto come quello del congedo parentale, che è stato messo in campo dal governo, noi non la riteniamo una motivazione valida. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e ritengo che il CDA ne abbia, non certo i lavoratori che si muovono secondo dei piani di lavoro stabiliti da chi programma i servizi. Quindi non è un attacco ai lavoratori, ma è un attacco al CDA, perché non ha svolto il lavoro, secondo noi, come avrebbe dovuto. Proprio queste tematiche sono state oggetto della prima commissione della quale presiedo, che riguarda spazi pubblici e villette. Ci stiamo lavorando, proprio ieri ho avuto modo di interloquire con Messina Servizi evidenziando questa problematica, poiché grazie a Dio queste zone si stanno ripopolando seguendo naturalmente quelle che sono le disposizioni di legge in materia di sicurezza e distanziamento sociale. Però è anche vero che la gente vorrebbe passeggiare nella pulizia. Messina Servizi rassicura che pian piano tutte le zone verranno osservate, naturalmente dopo i lunghi mesi di stop più di qualcosa si sta vedendo, degli interventi importanti sono stati effettuati nel nostro territorio, quale Sallicandro, Annunziata, Giostra, quindi stiamo aspettando anche qui Piazza Attilio Salvatore, Lungomare Belfiore, Piazza Dominici di Paradiso, tutte zone e lungo la pista ciclabile, tutte zone importanti. Dopo il quinquennio scorso anche lì di problematiche burocratiche ancora si sta lavorando in tal senso per ottenere appunto la totale gestione affinché si possano reinstallare i giochi per i bambini e riportare in auge quella zona. Acquarinto organizza la giornata del rifugiato, in programma il prossimo 20 giugno. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno di ogni anno. Il documento è stato approvato lo scorso 4 dicembre 2000 in occasione del 50° anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati,
Per celebrare la giornata, l'OHCR ha lanciato la campagna With Refugee, che durerà fino al 19 settembre, che ha come obiettivo quello di far conoscere i rifugiati attraverso i loro sogni, le loro speranze, prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola e avere un posto che si possa chiamare casa. Anche l'associazione Aquarinto di Agrigento per tale evento mobiliterà i suoi con collegamenti in tutta Italia tramite videoconferenze e testimonianze varie che saranno rese dagli stessi protagonisti. Quest'anno, chiaramente per via delle prescrizioni contenute nei vari decreti che si sono succeduti nel corso di questi mesi per il contenimento del Covid, abbiamo pensato di fare una cosa diversa. Abbiamo pensato di rimanere vicini, è un po' inflazionato il concetto, pur rimanendo distanti. Per cui organizzeremo delle azioni che vedranno partecipare tutti i soggetti ospiti nei nostri centri, siano essi beneficiari che equip di progetto, telematicamente, quindi collegati, ci saranno quindi 6 regioni collegate, va bene? Ed organizzeremo una serie di momenti di riflessione, momenti di confronto, momenti di scambio anche di informazioni, in un momento così particolare della nostra esistenza e soprattutto del nostro lavoro che da questa faccenda del coronavirus ha sicuramente avuto implicazioni molto molto delicate. Sarà una cosa sperimentale, sarà una cosa nuova, sarà una cosa che spero possa essere gradita a chi parteciperà. Ancora ellenistico romana recuperata nel mare di San Vito Lo Capo. C'è il servizio. Un'antica ancora di piombo di epoca ellenistico-romana del IV-III secolo a.C. è stata recuperata nei giorni scorsi nei fondali di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, grazie alla soprintendenza del mare della regione siciliana. L'ancora di piccole dimensioni, a ceppo fisso, con cassetta quadrangolare e perno centrale, presenta una decorazione a rilievo di delfino su uno dei 2 bracci. L'immagine del mammifero è associata ad Afrodite Euploia ed è uno dei simboli marini più beneauguranti per la navigazione. A segnalare la presenza dell'ancora e la necessità di metterla in sicurezza era stato il gestore di un diving della zona, Marcello Basile. La soprintendenza del mare ha organizzato le operazioni di recupero coinvolgendo il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. L'operazione è stata effettuata in collaborazione con la sezione navale di Trapani. Il reperto è stato recuperato ad una profondità di 19 metri e l'ancora è stata portata a Palermo, nella sede degli uffici della soprintendenza al Roosevelt. I nostri fondali e il nostro mare, sottolinea l'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, continuano a rivelarsi un inesauribile serbatoio di memoria. Grazie alla sensibilità dei privati che vivono quotidianamente il mare e all'azione di collaborazione fra la soprintendenza e la Guardia di Finanza è stato possibile recuperare questo reperto di eccezionale valore storico e culturale. Questo ritrovamento ci inorgoglisce e ci ricorda che essere depositari di una ricchezza così grande, qual è il nostro patrimonio storico-culturale, vuol dire innanzitutto custodirlo, tutelarlo e valorizzarlo. L'operazione di recupero, aggiunge il soprintendente del mare Valeria Livigni, ha testimoniato una forte attenzione da parte dei diving, che potremmo definire le nostre sentinelle della cultura, che oltre ad avere un ruolo didattico e ricreativo rivolto agli appassionati dei fondali marini, svolgono una funzione di tutela di quei reperti che costituiscono motivo di attrazione e valorizzazione alla visita. L'esigenza di prelevare l'ancora è stata dettata dai tentativi di depredazione che erano stati segnalati e quindi dall'esigenza di salvaguardare una testimonianza della nostra storia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.